Si calcoleranno complessivamente sull'ordine delle decine di milioni di euro i risarcimenti ai parenti delle vittime della strage del bus caduto dalla rampa Rizzardi tra Mestre e Marghera il 4 ottobre. 21 morti, tutti turisti, tranne l'autista Alberto Rizzotto e 15 feriti. L'indagine è ancora in corso e la consegna delle consulenze tecniche dei periti dovrebbe avvenire la settimana prossima, ma attraverso la formula dell'acconto volontario, Allianz, la società assicuratrice della linea, ha già avviato trattative per i risarcimenti con i legali di chi si costituirà parte civile. Si parla di cifre che si aggirerebbero singolarmente tra i 200 e i 300 mila euro, per le quali Allianz avrebbe intenzione di rivalersi sul comune di Venezia. Sul tavolo c'è infatti la sua possibile responsabilità per lo stato del guardrail. Non lo so, c'è un'inchiesta in corso, noi siamo aperti, non ho mai parlato dell'inchiesta, non lo faccio neanche oggi, ovviamente sarà la magistratura a decidere cosa deve essere fatto, non ho niente da dichiarare proprio. I turisti deceduti in quel drammatico incidente erano tutti stranieri, tranne il Sudafrica, tutti europei, dalla Francia all'Ucraina, dal Portogallo alla Romania. Oltre ad Allianz sono coinvolti anche un paio di società italiane specializzate nel risarcimento danni, in quello che rappresenterà un capitolo importante del processo che dovrà chiarire cause e responsabilità di uno degli incidenti stradali più gravi mai capitati a Venezia.